Amici di Wisport, ben trovati con la sesta giornata del campionato di seconda categoria per il girone D. Lingua Glossa riceve la visita del Caggi, formazione padrone di casa, reduce dalla vittoria esterna per 4-1 sul campo del Castiglione. Caggi che nell'ultimo turno ha vinto per 2-1 contro il Città di Francavilla. Per questa sfida mister Camarda si affida a Montesanti in porta nel 4-5-1, Riccina, Trimarchi, Mazza e Pafumi in difesa, in mediana Cantarella, Cipolla, Costanzo, Pantè e Alaimo. In avanti Cuntrò, risponde il Città di Lingua Glossa con Vecchio, Aiello, Messina, Zappalà, Laguzza, Aimi, Di Marco, Fatti, Vecchio, Barbera e Musumeci. Appena a 5 minuti di gioco il Caggi ci prova subito col tiro dalla distanza da parte di Cantarella, il pallone però finisce flebile sul fondo. Al settimo, palla in profondità di Pantè per Cantarella, c'è spazio per il giocatore di mister Camarda che mette in mezzo dove c'è tutto solo Alaimo, stoppa e conclude, vantaggio del Caggi 0-1 subito avanti. Gli ospiti che riescono a sbloccare il risultato in quel di Calatabbiano. Arriviamo fino al minuto 13 quando il cross di Riccina per poco non beffa il portiere avversario Vecchia che manda in calcio d'angolo. Ci prova anche in Lingua Glossa al 14esimo, lancio in profondità per Barbera che in velocità riesce a bruciare Trimarchi, si presenta a tu per tu con Montesanti che gli sbarra la strada per il possibile 1-1. 16esimo, ci sono le proteste dei locali per questo presunto atterramento su Aimi in area di rigore da parte di Cipolla. Per il direttore di gara non c'è nulla, si può proseguire. 19esimo, calcio di punizione per il Caggi, Cipolla mette all'indietro per Riccina che si coordina per la conclusione, il suo tiro cross trova Pafumi sul secondo palo, troverebbe il gol dello 0-2 ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco. Al 23esimo ci riprova il Città di Lingua Glossa a bussare alla porta di Montesanti, calcio d'angolo, colpo di testa di Barbera che finisce ampiamente alto, entra Franco per l'infortunato Cuntrò. Al 39esimo rimessa lunga per Barbera che cade in area di rigore dopo un contatto, stavolta non ha dubbi il direttore di gara e per questo intervento di Trimarchi fischia il calcio di rigore e ammonisce il giocatore di mister Camarda. Intuisce Montesanti il tentativo di Aimi ma trova l'1-1 il Città di Lingua Glossa dagli 11 metri proprio allo scadere del primo tempo. Si va a riequilibrare il risultato al comunale di Calatabbiano, 1-1 tra Città di Lingua Glossa e Caggi. Al gol di Alaimo al settimo risponde al 40esimo il calcio di rigore trasformato da Aimi. Partiamo col film della ripresa. Al 49esimo Città di Lingua Glossa che vuole il gol delle pari, calcio di punizione insidioso da parte di Zappalà che sfiora solamente l'incrocio. Ora di gioco ancora in avanti i biancorossi, calcio d'angolo, il corner di Fatti viene svettato da Zappalà che manda fuori. 63esimo, entrano lo Iagono e Chirillo per Cipolla e Pantè, queste le scelte di mister Camarda. Occhio però al recupero palla di Monforte che si lancia verso la porta di Montesanti, cerca il diagonale destro, pallone che finisce di un niente al lato del palo. Al 74esimo apertura di Riccina sulla destra per Chirillo, il cross di Chirillo pesca in area di rigore Franco, l'incornata del 2-1 del Caggi, imperioso lo stacco del calciatore di mister Camarda, nuovo vantaggio per gli ospiti. Al 75esimo continua con i cambi mister Camarda, entrano Dallura e Filippelli per Costanzo e Pafumi. 3 minuti più tardi si alza un campaline nell'area di rigore del Città di Lingua Glossa. Chirillo riesce a stoppare, a controllare, cercare la conclusione, facile la parata per il portiere Vecchio. All'80esimo c'è un calcio di punizione per il Città di Lingua Glossa. Questo intervento di Franco è punibile secondo il direttore di gara del secondo giallo per l'incredulo calciatore di mister Camarda. Rosso allora per il Caggi che chiude in 10 uomini. Ultimo tentativo dalla distanza di Fatti per il Città di Lingua Glossa. Di lì a poco il triplice fischio al Calanna di Calatabbiano, la capolista Caggi non sbaglia, vince 2-1 e riesce a mantenere la prima posizione del girone D di seconda categoria. Amici di Wisport, un cordiale saluto e alla prossima.